Buonasera. 15 giorni fa ho evidenziato le pensioni e gli emolumenti di qualche boiardo di Stato, manager di aziende pubbliche a carattere nazionale, che incassano cifre incredibili che cozzano contro il buonsenso e la logica. Questa sera voglio dedicarmi a due manager di aziende pubbliche della nostra provincia, personaggi capaci di rivestire ruoli diversi con delle indennità importanti. Prendiamo Marco Tullio Petrangelo. Questo signore è amministratore delegato di Idrogea, la società che gestisce il servizio idrico a Pordenone e altri comuni della provincia, è anche presidente di SNUA e amministratore unico di GEA, due società che operano nel campo dei rifiuti. Ebbene, come scrive il Messaggero Veneto, questo signore incassa dalle varie poltrone occupate circa 240.000 euro annui, circa 20.000 euro mensili. Forse, come dice il consigliere comunale Zanolin, se diminuisse le sue prebende potrebbero diminuire i costi dell'acqua e dello smaltimento dei rifiuti dei pordenonesi. Ma c'è un altro caso eclatante in provincia. Si chiama Mauro Vagaggini. Questo manager pubblico, scrive sempre il Messaggero Veneto, è presidente dell'ATAP, azienda dei trasporti pubblici locali nostri provinciali, è vicepresidente della Bioman, società a capitale pubblico che opera nello smaltimento rifiuti, e anche presidente dell'immobiliare Palmanova, ora in liquidazione, e consigliere della SNUA, presidente della Stumaco, naturalmente tutte società a capitale pubblico, ed infine consigliere della PT di Gorizia, azienda dei trasporti provinciali goriziani. Sicuramente Vagaggini è un uomo eclettico, riesce a gestire situazioni molto diverse tra loro. Un uomo così potrebbe fare l'elettricista, l'idraulico, l'ingegnere, il panettiere e pure l'economista. Come riportato dal Messaggero Veneto, il cumulo dell'indennità di Mauro Vagaggini, grazie a tutte queste poltrone, si avvicina ai 250-300 mila euro annui, circa 20-25 mila euro mensili. Non mi sembra poco. A scanso di equivoci, sono sicuro che i signori Petrangelo e Vagaggini sono manager di grandi qualità, ma pure per loro le giornate sono di 24 ore, anche loro hanno bisogno di un po' di riposo, anche loro avranno una vita privata. Mi chiedo come faranno a far bene i molteplici impegni cui sono demandati. Sono pagati profumatamente con soldi pubblici, ma visti i numerosi impegni, forse hanno qualche difficoltà a svolgere in modo adeguato i compiti cui sono stati chiamati. Ma se chiedessimo loro magari perché occupano contemporaneamente così tante poltrone, potrebbero pure risponderci che lo fanno per spirito di servizio. Chissà, forse sarà anche così. E ora cambio argomento, rimanendo comunque in provincia. Pure questa è una notizia ricavata dal Messaggero Veneto. Il sindaco di Azzano X e nonché segretario provinciale della Lega, Bortolotti, è imputato in un processo per peculato. Secondo l'accusa, Bortolotti ha usato il telefono del comune di cui è sindaco per fini privati. Nel corso del biennio 2007-2008 avrebbe chiamato utenze telefoniche estranee ai suoi compiti istituzionali per una cifra pari a 3.252 rotti euro. Quando già il procedimento penale era in corso, Bortolotti indicò al capo ufficio del patrimonio del comune le telefonate private fatte con l'utenza del municipio ed i conteggi dettero una cifra di circa 2.500 euro che poi Bortolotti versò al comune stesso. Forse il nostro Bortolotti pensava che in questo modo di chiudere questo brutto affare alleviva il parroco a tarallucci e vino. Ma il reato penale non si estingue restituendo il maltolto. La sua restituzione non è un alibi, è semplicemente una confessione. Bortolotti è reo confesso del reato di peculato. Ora mi chiedo, il partito che usa lo slogan Roma ladrona, che non dovrebbe espellere un proprio dirigente, visto che Bortolotti è reo confesso dalle accuse per cui viene processato, anche se sappiamo che la legge dice che si è innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva? In un paese normale un fatto simile avrebbe portato alle dimissioni chiunque occupi un ruolo istituzionale. Ma i leghisti sono fatti di una pasta diversa. Abbiamo anche sentiti prima, sono incollati alla poltrona. Lo slogan Lega Poltrona è il giusto epitafio per un partito che era nato per cambiare la politica del paese, ma che nel tempo si è trasformato in un movimento alla ricerca spasmodica di poltrone e quando ne prendono possesso non si scollano più, come e più dei vecchi mestieranti della Prima Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.